Prima tappa del Presidente della Regione al Genio Civile, briefing su strade, fiume, erosione di Poggei. Nuovo crollo alla Scala dei Turchi di Realmonte, la denuncia di Mariamico, centinaia di massi collassati sui gradoni della maestosa scogliera. In scena la prima, sul palco del Pirandello recita il direttore artistico Lo Monaco, premiato per la brillante carriera dal sindaco di Agrigento Firetto. Calcio, reti inviolate per Acragas Parmonval, pallavolo la SEAP perde ad Arzano, basket la Fortitudo batte il Rieti. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Visita questa mattina ad Agrigento del Presidente della Regione Nello Musumeci. Prima tappa agli uffici del Genio Civile, briefing su strade provinciali, pulizia dei fiumi, erosione costiera, ma anche sugli ipogei che attraversano il sottosuolo agrigentino. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Visita stamani ad Agrigento del Presidente della Regione Nello Musumeci presso alcuni uffici agrigentini, tra questo il primo il Genio Civile di Agrigento. Il Presidente ha voluto salutare e incontrare i dipendenti dell'ufficio, accompagnato dall'onorevole Giussi Savarino, Presidente della Commissione Ambiente, e dal dirigente generale dell'assessorato, dottor Elizio. Ad accogliere Musumeci l'ingegnere capo dell'ufficio, architetto Rino Lamendola, che ha fatto anche un excursus del lavoro svolto, in particolare sugli ipogei e sulle emergenze territoriali che sono costretti ad affrontare quotidianamente, dovute anche al maltempo dell'ultimo periodo. È una giornata tutta agrigentina, partendo dal capoluogo, è una visita naturalmente non ufficiale, incontro il personale dell'amministrazione regionale, cominciando dal Genio Civile, poi altri uffici, parliamo delle cose da fare, evidenziamo le carenze, esaltiamo le potenzialità, le cose positive. Farò una visita al carcere del quale, come sapete, mi sono e mi sto occupando presso il Ministero della Giustizia. È giusto che una società civile sappia avere rispetto anche per i detenuti. Il carcere agrigentino presenta molte criticità, non soltanto nelle strutture ma anche nel personale e nei servizi, al di là della buona volontà della polizia penitenziaria naturalmente. E poi ci spostiamo e non vi dico dove, perché sono sopralluoghi, come dire, non ufficiali. Io voglio rendermi conto personalmente con i miei occhi delle cose da fare. Presidente, c'è questo crollo che si distacchi dalla Scala dei Turchi, è notizia di oggi? Sì, i costoni devo dire che continuano a cedere, anche quello di Porto Empedocle, del quale ci occuperemo questa mattina anche col Genio Civile e con la Protezione Civile. Noi, come sapete, siamo intervenuti e naturalmente torneremo a farlo. La natura geologica della roccia pare che non ci aiuti da questo punto di vista. Dobbiamo capire quanto questo fenomeno di sgretolamento possa essere compatibile con l'uso e con l'occupazione di quell'area da parte dei bagnanti e da parte dei turisti. C'era l'emergenza reclaminoa che con le ultime piogge, maltempo, insomma la situazione è drammatica. È drammatica in tutta Italia la situazione, meno male che ce ne siamo accorti. Per 30, 40, 50 anni il territorio è rimasto un argomento tabù. Adesso abbiamo capito, ma noi lo avevamo capito al momento dell'insediamento, dicendo che la priorità assoluta era la tutela del territorio. Stiamo in questo senso spendendo centinaia di milioni di euro, serviranno 2 miliardi almeno per poter tentare di mettere in sicurezza il territorio dell'isola. Col dissesto idrogeologico si lavora quasi 2-3 gare al giorno, immaginate, e però non basta, dobbiamo recuperare decenni e decenni di abbandono e di trascuratezza. Stiamo lavorando sui fiumi, stiamo accertando la staticità delle opere d'arte nelle strade, quindi nei viadotti, nei ponti. Stiamo lavorando contro l'erosione delle coste, ma in 2 anni non si può fare quello che non si è fatto in 40 anni. L'importante è aver iniziato un percorso, ecco, e su questa strada
continueremo imperterriti senza tregua. Presidente, lei è intervenuto sul commissariamento ANAS, sullo scandalo che sta succedendo in queste ore con tutti questi arresti che vedo coinvolti anche purtroppo tanti impiegati e tanti funzionari e tante aziende anche. All'ANAS non è tutto da buttare, sia chiaro, l'ANAS ha delle professionalità e delle potenzialità straordinarie e di tutto rispetto. La verità è che l'azienda da qualche anno non è stata al centro dell'attenzione dei governi che si sono alternati e quindi qualche farabutto ne ha approfittato per gettare discredito verso una istituzione che da un secolo lavora al servizio della grande viabilità in Italia. Siamo lieti oggi di ospitare il Presidente Musumeci, sarà un'occasione per confrontarci sulle attività svolte durante l'anno corrente e sulle criticità da affrontare durante l'anno prossimo. Parleremo degli ipogei certamente e delle risorse che sono necessarie per poter proseguire, passare alla seconda fase con i rilievi sotterranei delle cavità che attraversano il sottosuolo agrigentino e poi quando avremo questo rilievo potremo sovrapporre il rilievo della rete ipogeica con tutto quello che c'è sopra e potremo anche individuare i punti di criticità per la pubblica incolumità dove intervenire. È chiaro che il lavoro è finalizzato anche alla valorizzazione di alcuni ipogei, pensiamo a quello dell'Acquamara, a quello del Purgatorio, anche ai fini turistici, un turismo particolare di nicchia, ma noi pensiamo di riuscirci a farlo nel giro di poco tempo. Poi parleremo del dissesto idrogeologico. Noi abbiamo negli ultimi 6 mesi progettato ben 18 progetti di corsi per la pulizia degli alvei di altrettanti corsi d'acqua. Gran parte di questi sono stati già appaltati e alcuni addirittura sono già in fase di esecuzione. Siamo soddisfatti dal fatto che alle prime piogge il reticolo idrografico quest'anno ha tenuto, vuol dire che i lavori che si sono fatti durante questo inverno, diciamo prima proprio delle piogge, sono stati ben fatti e quindi abbiamo certamente non risolto i problemi idrogeologici dell'Agrigentino perché per far questo ci vuole una manutenzione programmata stabile, però sicuramente abbiamo dato una buona risposta. Parleremo anche dei controlli sui ponti, ne stiamo facendo 150, ne controlleremo 150 con degli incarichi che diamo a liberi professionisti, quindi costituisce questa anche una buona opportunità di lavoro per i liberi professionisti, noi siamo molto lieti per questo. Siamo lieti anche di aver dato il nostro contributo al direttore Lizio per far partire lo snellimento delle procedure, la piattaforma sismica grazie alla quale oggi un professionista non deve venire per forza al Genio Civile per presentare un progetto, lo può fare dal suo studio di Sciacca piuttosto che di Licata o di Menfi. Quindi risparmiando tempo e denaro sicuramente è una procedura molto più efficiente, perché poi c'è il fatto anche che siamo riusciti con un decreto del direttore generale a snellire anche la modalità di presentazione. Faccio un esempio: per le costruzioni di opere minori che non determinano rischi per la pubblica incolumità come una tettoia, un gazebo, una recinzione, un cancello, non c'è più bisogno né di autorizzazione neanche di deposito, basta una semplice comunicazione, quindi un notevole snellimento delle procedure. Tutto questo mentre applichiamo le nuove norme tecniche delle costruzioni, che sono norme che garantiscono meglio la resistenza delle costruzioni in caso di sisma. Non ce l'ha fatta Antonio Firetto, l'operaio 58enne originario di Ribera, rimasto vittima di un incidente sul lavoro il 29 ottobre scorso quando cadde da un'impalcatura mentre era impegnato ai lavori in un cantiere privato in via Po a Ribera. Poco più di un mese di agonia, l'operaio è morto per le gravi ferite riportate. L'operaio avrebbe perso l'equilibrio mentre si trovava sopra l'impalcatura cadendo nel vuoto da oltre 3 metri d'altezza.
Altri 5 cadaveri sono stati recuperati dalla Guardia Costiera ad un miglio dell'isola dei Conigli di Lampedusa. 4 erano sul fondo e sono stati prelevati dai sub, un quinto corpo era in galleggiamento. Adesso sono in tutto 17 le salme rinvenute. Le operazioni coordinate dal procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, che indaga per omicidio colposo plurimo, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e naufragio, vanno avanti. Nuovo allarme di Mare Amico, la Scala dei Turchi è pericolosa, c'è il servizio. La Scala dei Turchi si sbriciola, centinaia di massi sono venuti giù durante il maltempo degli scorsi giorni. I detriti di Marna sono collassati sui gradoni naturali della maestosa scogliera di Realmonte. È la denuncia dell'associazione Mare Amico di Agrigento. La causa di quanto è accaduto è da ricercare nell'eccessiva cementificazione che è avvenuta nel tempo a monte della Scala dei Turchi. Sono state deviate le acque meteoriche e questo è il risultato, ma anche l'eccessivo sfruttamento antropico di una Marna che è fragile di suo. È necessario avere un progetto per il futuro della Scala dei Turchi e con il contingentamento delle entrate. La Scala dei Turchi si sta sciogliendo come neve al sole, ad accorgersene è solo Mare Amico. Ormai sono anni che l'associazione documenta lo stato di abbandono di questo luogo candidato a patrimonio dell'UNESCO. Solo alcuni mesi fa la Scala dei Turchi era stata riaperta alla fruizione dopo il crollo del lato est, ripristinato con un'opera di disgaggio finanziata dalla regione siciliana. Il gran numero di turisti che la frequentano non sono consapevoli del pericolo che corrono, quindi secondo Mare Amico occorre un'operazione di responsabilità, va interdetto il versante ovest che si affaccia sul Lido Rossello ed urge una programmazione e una seria gestione del sito con il contingentamento delle presenze. La Scala dei Turchi richiama ogni anno centinaia di migliaia di visitatori, con un riverbero importante sull'aspetto turistico e di conseguenza economico del territorio, merita dunque la giusta attenzione. Il messaggio alla polizia è arrivato grazie ad una segnalazione anonima tramite l'app YouPol. Venite, c'è un bambino in auto mentre il padre gioca al bingo. Ed è così che gli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento sono giunti sul posto, la sala bingo in pieno centro ad Agrigento, trovando in un'auto un bambino di 7 anni. Il padre di 32 anni era a giocare all'interno della sala. L'arrivo dei poliziotti non ha saputo dare alcuna giustificazione, o meglio ha provato a dare giustificazioni. La polizia ha proceduto a denunciarlo all'autorità giudiziaria, il reato ipotizzato è abbandono di minore. Al Teatro Pirandello di Agrigento, al termine dell'Antigone di Sofocle con Sebastiano Lo Monaco nei panni di Creonte, in un teatro che ha fatto registrare il tutto esaurito, il sindaco Lillo Firetto ha consegnato un premio alla carriera, 40 anni sul palcoscenico, allo stesso Sebastiano Lo Monaco, direttore artistico del Teatro Pirandello, ambasciatore di Agrigento e magistrale interprete dell'opera pirandelliana. Arturo Cantella. Al via la stagione teatrale 2019-2020 al Teatro Pirandello, con l'Antigone di Sofocle prodotto dal Teatro Stabile di Catania con la regia di Laura Sicignano, che ha visto tra i protagonisti il nostro Sebastiano Lo Monaco nelle vesti di Creonte, re di Tebe, e che ha avuto un ottimo riscontro tra il pubblico agrigentino presente. Siamo molto contenti di essere in questo meraviglioso teatro, con un grande classico della drammaturgia mondiale, con un grande interprete siciliano ma naturalmente di caratura assolutamente nazionale, che è Sebastiano Lo Monaco nelle vesti di Creonte. Questo è uno spettacolo che spero possa incontrare i gusti di tutto il pubblico, uno spettacolo veloce, intenso, pieno di musica, molto visivo, con 10 artisti sul palco, tutti di grande talento. Antigone è uno spettacolo che parla molto al presente, questo testo di Sofocle è stato messo in scena nei secoli, riscritto, ripensato, rivisto e ancora oggi ha un grandissimo potere di far discutere e di far emozionare e speriamo di farlo anche qua. Io sono fra i tanti interpreti, non il protagonista assoluto, di uno spettacolo che si intitola Antigone di Sofocle, dove Creonte ha un ruolo fondamentale. Sono felice perché apriamo con uno spettacolo con la mia presenza e soprattutto con la presenza della compagnia del Teatro Stabile di Catania, uno dei primi, secondo solo al Piccolo di Milano, primi teatri stabili
creati nella storia del Paese. Il Teatro Stabile di Catania ha 61 anni e io ne ho compiuti 61 a settembre scorso. Qualcosa sul personaggio. Quello che dico di solito nelle interviste è che quando avviene un'ingiustizia una persona ha due possibili strade. Una è accettare l'ingiustizia e lamentarsi magari, l'altra è quella di agire e Antigone, come tante donne della nostra società, decide di agire e di pagarne le conseguenze e quindi è sempre bello secondo me vedere in teatro questo. Io parlo del mio personaggio o di tutto. Antigone è uno spettacolo bellissimo scritto da Sofocle, meraviglioso, e si parla di un dolore, si parla di amore, si parla di tante cose che sono tutte molto attualizzabili al giorno d'oggi. Il mio personaggio è uno dei personaggi più benedetti della storia del teatro, è Tiresia, il mago, l'indovino. Infatti mi sono camuffato, non ho voluto fingere proprio l'esibizione fisica, voglio esserlo. Ho anche un bastone magico che non vi posso presentare adesso perché ce l'ho in camerino e non mi segue da solo, lo devo prendere, è magico, fa tante magie, però lo devo tenere in mano perché faccia magie. E per Tiresia mi sono andato a rileggere tutto il mito ed è una cosa sconfinata e ho dato una piccola interpretazione di quello che è stato la sua lunga vita, il lungo percorso e la sua lunga trasformazione. E in questo dramma è come spiegava il nostro Tiresia in privata sede a questo punto, sì, è quello che porta una nota leggera nella tragedia, però è una nota leggera che da grande drammaturgo, qual era Sofocle, sì, è una nota che non fa altro che alimentare la tragedia. E infatti grazie a lui o per colpa sua Antigone viene catturata e succede quello che succede. Beh, io ci tengo a sottolineare una cosa, che sono di Canicattì e sono 16 anni che non recitavo in questo teatro. E sono molto emozionato e mi fa molto piacere che ci sia stata questa risposta di pubblico da parte tutto degli pieno, 2 giorni di pieno abbiamo saputo, degli agrigentini e soprattutto dei canicattinesi anche che si spostano ben volentieri. Allora viva il teatro, no? Viva il teatro, e questo teatro Pirandello a cui io pure sono molto legato perché io sono appena arrivato, venivo con lo Stabile di Catania, adesso l'ultima volta abbiamo fatto il Berretto a Sonagli con Gianfranco Iannuzzo con la regia di Bellomo, dove io facevo invece il delegato Spanò, totalmente diverso. Adesso sono Tiresia, mi sono trasformato. Prima della rappresentazione teatrale, la relazione sull'andamento della stagione introdotta dal direttore del teatro della Fondazione, dottor Tirinnocchi, dai rappresentanti del CDA, Gaetano Aronica e Salvatore Nocera Bracco. La stagione ha visto in netto aumento il numero degli abbonati, portare a circa 900. I conti della Fondazione godono di buona salute. Lanciata anche la nuova iniziativa denominata Destagionalizzazione teatrale, un viaggio itinerante del teatro nei luoghi della nostra città. Sicuramente perché quest'anno abbiamo superato qualunque traguardo degli altri anni, abbiamo avuto 900 abbonamenti, per cui stiamo lasciando un teatro in pienissima salute e soprattutto c'è il riscontro della gente che ci stima e ci sta dando tanta fiducia, e questa è la migliore risposta che potevamo ricevere dalla città per l'impegno che abbiamo messo in tutti questi anni, tutta la squadra, io, Gaetano Aronica, Sebastiano e tutto lo staff, anche Arianna Vassallo per quanto riguarda, diciamo, le attività per i mattinè e tutto quanto, quindi c'è stata una squadra che ha funzionato al 100%. Quest'anno con la destagionalizzazione intanto siamo stati ammessi per 200.000 euro, dei quali 80.000 verranno restituiti con il contributo previsto dalla Regione, il resto lo rimetterà la Fondazione, che recupererà in parte con incassi, in parte rimetterà col proprio bilancio. La Fondazione esce fuori dal teatro e realizza la destagionalizzazione in tutta la città, realizzando manifestazioni di prosa, di musicali, di danza, di attività per i giovani, di tutte le tipologie, coinvolgendo tutta la città, per cui la Fondazione esce fuori dai muri del teatro per riaprirsi a tutta la città. Dicevo, guarda, per essere proprio sintetici, la casualità ha voluto che quest'anno la stagione fosse aperta da uno spettacolo classico, Antigone, con un attore classico che è il nostro direttore artistico Sebastiano Lomonaco, bravissimo, e finisca con Ombre, invece spettacolo sperimentale, drammaturgia contemporanea, scritto da me, diretto da me, con un'attrice emergente del nostro territorio, diciamo una delle più brave e delle più famose, che è Serene Caramazza, nata a Favara, di 26 anni, una stella nascente, ha preso il premio De Sica ultimamente, è la protagonista di tanti film.
E per cui le due anime, proprio quella della tradizione, quella dell'innovazione, della ricerca di talenti nel nostro territorio, che sono un po' le cose che hanno fatto innamorare il pubblico di questo nuovo teatro Pirandello diretto da noi, è un po' quello che ci riempie di orgoglio. Per i numeri, naturalmente, come ho già detto prima, il direttore Tirinocchi è molto più bravo di me, ma mi pare che i numeri, dunque i fatti, in qualche modo siano inattaccabili proprio perché fatti, il resto sono chiacchiere. Lo Monaco apre la stagione, tu la chiudi con una tua produzione. Sì, è uno spettacolo che ho scritto a quattro mani con Adriana Sabatini, che oltre ad essere una grandissima casting director è stata anche collaboratrice di Mino D'Amato, di Gianni Minà, di Michele Santoro, insomma una coautrice molto importante. Abbiamo scritto questo testo sul destino e sulla Sicilia, parla molto di giovani, di scontro generazionale, e sono orgogliosissimo proprio perché avrò una compagnia formata tutta da attori nostrali, proprio, cioè saranno nostrani, sarà questo un grande motivo di orgoglio, e la nostra stella sarà, come ho detto, Selene Caramazza, e soprattutto una grande scommessa, perché quando ti butti nel vuoto con un testo che hai scritto tu, con un'attrice che è la prima volta che calcherà il palcoscenico, un'attrice di cinema, per cui è una grandissima scommessa che però, come dicevi poco fa tu, mi dà anche molta adrenalina. Io sono molto carico, molto gasato, molto esplosivo, anche perché vengo da un'esperienza pazzesca di 10 mesi in giro per il mondo a girare con i migliori che ci sono, cioè praticamente vengo da una favola, per cui vorrei che parte di questa favola riguardasse anche la mia città. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Gli agenti della squadra mobile di Agrigento, coadiuvati dai colleghi della sezione volanti della Questura, hanno arrestato 2 ventenni tunisini domiciliati nella città dei Templi con l'accusa di rapina. I 2 giovani avrebbero atteso il momento giusto per aspettare, picchiare e rapinare di 60 euro un connazionale nelle adiacenze di Piazzale Rosselli, nel cuore della città. Una volta messo a segno il colpo si sono allontanati, ma grazie ad un veloce identikit sono stati rintracciati dopo poche ore ed arrestati. Gli agenti della Polfer hanno sequestrato un impianto di autodemolizioni tra Agrigento e Raffadali, ipotizzando il mancato rispetto delle autorizzazioni, oltre che reati di tipo ambientale. Durante un controllo gli agenti, coadiuvati dal personale dell'ARPA, hanno scoperto irregolarità sulla miscelazione dei rifiuti pericolosi, oltre che un notevole accumulo di rifiuti ferrosi. Per questo motivo, in attesa della decisione del GIP del Tribunale di Agrigento, sono stati apposti i sigilli. È in corso al Palacongressi di Agrigento il 56esimo convegno internazionale di studi pirandelliani. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via ieri la 56esima edizione del convegno internazionale di studi pirandelliani al Palacongressi di Agrigento. Una 3 giorni che vede la presenza di oltre 1000 studenti provenienti da diverse scuole di tutto il territorio nazionale, che dibatteranno sul tema scelto quest'anno, suo marito, la maschera di una autobiografia e altro. A condurre i lavori un instancabile professore Emiliotto. Grandissima attualità e soprattutto quest'anno con il 56esimo convegno che ha per tema Suo marito, un romanzo straordinario, non conosciuto, dalla storia redazionale importantissima dal punto di vista filologico, ma un romanzo ricchissimo per le notizie che riguardano Pirandello uomo, ma soprattutto Pirandello artista, con il suo mondo ideologico. Suo marito è coevo del saggio sull'umorismo, che è proprio il saggio dove Pirandello espone la sua estetica, ma è coevo anche ai Vecchi e Giovani, questo altro monumentale romanzo che non si finisce mai di scoprire. Suo marito ha avuto una vicenda particolarissima, è stato pubblicato nell'11, fu quasi non accolto con grandissimo favore, quasi misconosciuto, perché il romanzo era ispirato in qualche modo nella figura di Silvia Roncella, che è la protagonista del libro, a Grazia Deledda. Grazia Deledda allora rappresentava un po' il potere, era una scrittrice e donna, un caso inusuale per quei tempi, che però a Roma, se era proveniente da Cagliari, dalla Sardegna, aveva costituito un gruppo intellettuale cui lei faceva parte e che esercitava un certo potere. Non si era presa bene con Pirandello e lì Pirandello non l'ha voluto più ripubblicare, perché intanto aveva
trovato difficoltà a pubblicarlo, poi fatta la prima pubblicazione non lo pubblico più. Ci rimise mano per una riscrittura negli anni 34 e che però questa riscrittura in qualche modo dal punto di vista filologico e ideologico inferiore al testo originale non la completò e il figlio Stefano la pubblicò nel 1941 con il titolo Giustino Roncella nato Poggiolo. È un romanzo straordinario che noi poniamo all'attenzione sia della critica che ci ritorna in questo convegno con studi interessanti, ma anche all'attenzione del pubblico perché è una lettura veramente godibile. Io plaudo a questa iniziativa perché il Centro di Studi Pirandelliani svolge un'attività fortemente meritoria, perché il nome di Pirandello resti e soprattutto si diffonda nelle nuove generazioni. Questo è molto importante anche ai fini educativi. Oggi l'interesse è intorno ad un romanzo che ha avuto una storia particolare, perché c'è stato addirittura un caso giudiziario tra Pirandello e la scrittrice con il premio Nobel Grazia Deledda. Pirandello ha voluto raccontare dei retroscena della famiglia Deledda, retroscena che vedono il marito come un vero e proprio imprenditore a vantaggio della moglie. L'editore Treves addirittura aveva bloccato le bozze del romanzo di Pirandello proprio temendo delle conseguenze di carattere giudiziario. Ritornare su questo romanzo oggi ci fa pensare a tante vicende dell'attualità, di qui gli aspetti educativi cui facevo riferimento. Coinvolgere gli studenti quanto è necessario e quanto diciamo anche lungimirante. Quest'ultimo aspetto cui facevo riferimento può essere penetrare nell'animo e nella coscienza degli studenti, cioè mi riferisco alla cultura ecologica di cui Pirandello è stato un grande profeta, se si può dire così. Conferenza dibattito sul testamento biologico organizzata dal Rotary Club Aragona Colli Sicani nella Chiesa del Rosario ad Aragona. Vediamo. Il Rotary Club Aragona Colli Sicani, che per l'anno sociale 2019-2020 ho l'onore di presiedere, ha organizzato un convegno sulla legge 22 dicembre 2017 numero 219 recante norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, legge meglio nota come testamento biologico o biotestamento. Il pubblico è stato interessato dalla relazione del notaio Arianna Armenio e dalla relazione, dalle considerazioni e riflessioni di Don Angelo Chillura, arciprete di Aragona, che ringrazio per avere ospitato la manifestazione nella splendida cornice della cripta della Chiesa Madonna del Rosario in Aragona. La legge del 22 dicembre 2017 numero 219 ha introdotto nel nostro ordinamento le DAT o testamento biologico. Consistono nella possibilità di esprimere nelle forme previste dal legislatore il proprio consenso o rifiuto informato a determinati trattamenti diagnostici o sanitari per il tempo nel quale già il disponente non sarà più in grado né di controllarne l'esecuzione né di esprimere una nuova volontà. Il notariato sta cercando di prestare la propria opera affinché si realizzi un registro unico nazionale che renda possibile sia la conservazione delle DAT sia una pubblicità sufficiente, perché dobbiamo considerare che il paziente che è residente in una regione e che si curi in un'altra regione non ha modo sicuro di far sì che la struttura sanitaria che lo cura sia stata messa al corrente
corrente delle DAT che sono state da lui disposte. Che cosa dire su questa problematica? Ecco, la persona certamente esprimendo le disposizioni sulla sua condizione futura non può minimamente ignorare né la professionalità del medico, che in quanto medico ha lo scopo, la finalità di lavorare e di fare quelle scelte per il bene della persona secondo scienza e coscienza, e nemmeno in queste disposizioni può dare indicazioni che riguardano la scelta dell'eutanasia, cioè della soppressione della vita della persona. Ecco, è importante quindi, cioè, fare le cose con il giusto equilibrio, senza scadere nell'eutanasia, senza nemmeno, evitando anche il pericolo dell'accanimento terapeutico, ma allo stesso tempo garantendo alla persona sofferente, alla persona inabile, alla persona ammalata, tutti quei trattamenti che gli permettono di affrontare la malattia con il dovuto sostegno terapeutico, medicinale, psicologico, affettivo, umano, che lo accompagna nella fase più delicata della sua vita. I carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, nell'ambito di sempre più incessanti controlli nei luoghi della Movida agrigentina, hanno sanzionato 3 locali del centro per musica ad alto volume oltre l'orario consentito. È accaduto la notte tra sabato e domenica a seguito di alcune chiamate al 112 di residenti infastiditi dal rumore della musica, ben oltre l'orario consentito. I militari hanno elevato sanzioni per un totale di 6.200 euro. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Adesso un'ampia pagina sportiva, partiamo dal calcio. Eccellenza, l'Acragas costretta al pareggio dalla Parmonval, è finita 0-0 l'atteso match, annullato un gol a Gambino. C'è il servizio di Carmelo Lentini. Finisce in bianco l'attesa sfida dello Monaco tra la locale Parmonval e l'Acragas dell'ex presidente Giovanni Castronovo. Una gara combattuta, veloce, con qualche spunto personale che alla fine potrebbe accontentare entrambe le contendenti. Forse un po' meno l'Acragas, che da questa trasferta pensava di guadagnare 3 punti per difendere l'attuale seconda posizione e nel contempo per non staccarsi troppo dal fuggitiva Dattilo. La gara, come accennato prima, si è giocata molto a centrocampo, con qualche contropiede interessante. Ne è venuto fuori un primo tempo molto equilibrato che ha messo in evidenza le sortite in avanti dei padroni di casa, ben orchestrati dal tecnico Paolo Colafiore. Il primo sussulto arriva al 10° con il bomber Stassi, che dalla media distanza effettua un tiro radente che l'attento Paterniti neutralizza. La Parmonval insiste ed al 25° coglie una traversa con Cardinale. Scongiurato il gol, l'Acragas si distende in avanti e si rende pericoloso con Gambino. Caronia mette al centro, Biondo tocca di testa, Gambino arriva scordinato sul traversone e manda fuori. Gli ospiti insistono e al 39° trovano la via della rete prontamente annullata dall'arbitro. Il portiere di casa Tarantino respinge un tiro con il corpo, in agguato Caronia non riesce a colpire bene, interviene Gambino che mette dentro. Sembra tutto regolare, ma l'arbitro ravvisa un fuorigioco dello stesso centravanti biancazzurro. Nel secondo tempo il tecnico Vullo opera qualche sostituzione, l'ala per Sant'Angelo e Caronia per Trepiedi, ma il muro della Parmonval resiste. Non mancano le occasioni per gli ospiti biancazzurri. Al 59° c'è un assist di Biondo al centro dell'area, molto invitante, ma arrivano fuori tempo sul pallone sia Caronia che Sant'Angelo. Infine al 90° l'Acragas divora la rete del successo con Cipolla. Il forte difensore si presenta in area avversaria, effettua una rovesciata ma la traversa gli nega la gioia del gol vittoria. Finisce dopo 5 minuti di recupero. Ed ora alcune interviste. Presidente, oggi si è vista un Acragas che fino al 90° ha rischiato di andare in vantaggio.
Sì, prima della partita sinceramente vorrei parlare del pre-partita dove gli amici della Parma hanno dimostrato ancora una volta la loro amicizia, mi hanno regalato una targa ricordo, è stato un momento molto commovente, ma non avevo dubbi che il ritorno sarebbe stato di quelli da libro cuore, quindi li ringrazio prima di parlare della partita. È stato un momento bello, ma non avevo assolutamente dubbi, è stata una sensazione strana, stavo sbagliando pure panchina, quindi mi sento ancora uno di loro, però ha fatto una scelta e quindi poi 90 minuti abbiamo guardato l'Acagas. Sì, sono le classiche partite che puoi vincere e puoi perdere, perché comunque al cospetto abbiamo trovato una bella Parmonval che ha giocato, ma per me non è una novità, io queste partite le ho viste fare alla Parma, quindi chi non conosce magari può pensare che hanno giocato la partita della vita, no? Loro giocano così, soprattutto in casa, e fare punti qua è difficile, quindi comunque fare uscire imbattuti dallo Monaco non è da buttare via. Devo purtroppo stigmatizzare il fatto che ancora una volta nei 90 minuti ho visto qualche giocatore che non è da Acagas, e allora a questo punto, dopo aver atteso tanto e col mercato aperto, faremo le nostre valutazioni, non è escluso che qualcuno cambierà casacca, perché non siamo soddisfatti di qualche giocatore del quale ci aspettavamo molto, invece vuoi per un motivo vuoi per un altro non l'hanno dato, e quindi adesso basta, è finito il tempo di giustificare, il tempo di trovare le alibi, adesso si deve cambiare. Vedremo in settimana col direttore e col mister fare il punto della situazione, perché qualcuno purtroppo ancora oggi ha dimostrato che in campo non è degno di vestire la maglia dell'Ajax. Mi dispiace dirlo, però purtroppo è così. Mister Vullo ha notato dei miglioramenti rispetto alla gara contro la CUS Palermo. Ma sai, sono gare diverse. Con il CUS è stata una partita strana, nel senso che siamo stati in svantaggio 2 volte. Oggi è stata una partita molto tattica, è giocata a centrocampo con ripartenze, con una partita molto fisica, condizionata ovviamente dal terreno di gioco molto veloce, quindi secondo me sono 2 partite diverse. Non posso dire che c'è stata una brutta Acagas in campo, però ovviamente l'avversario di turno era di tutto rispetto, e quindi per questo comunque sono moderatamente soddisfatto, però si poteva fare di più. E adesso, ripeto, siccome c'è il mercato aperto faremo le nostre valutazioni, perché sono sufficientemente incazzato, lo dico proprio per quello che è, con qualcuno che... Mister, al di là del risultato si è visto una Acagas in crescita. Nettamente in crescita, un po' dal punto di vista fisico siamo cresciuti, il campo sicuramente non ci ha aiutato, loro sono abituati, loro sono una squadra molto esperta, in mezzo al campo credo che sia una delle squadre che gioca meglio la palla, da quello che ho visto io perlomeno, e forse di tutto il girone. Non voglio esagerare, ma è gente espertissima, oltretutto molto caricati, molto motivati, non si sa da che cosa, forse dal nostro blasone, forse perché incontravano l'Ajax o forse da qualcos'altro, non lo so, però erano molto motivati e hanno giocato veramente col coltello fra i denti, cosa che a noi non dispiace, per carità, perché il calcio è questo, va giocato sempre anche di scontro, non sempre il fioretto a volte può anche non servire. Oggi ci voleva di essere più coriacei, la squadra ha risposto bene, il primo tempo ha sofferto un po', il secondo tempo credo che potevamo meritare qualcosa di più, abbiamo sbagliato qualcosa di troppo facile, un gol buono, secondo me è entrato il secondo uomo e non poteva essere annullato, però accettiamo tutto, apprezziamo la prestazione, perché i ragazzi si sono battuti contro una squadra nettamente più preparata dal punto di vista fisico e più abituata a giocare in un campo veloce e duro come questo. Non si può rimproverare niente alla squadra, secondo il mio punto di vista. Poi se a qualcuno qualcosa non piace, pazienza, lo vengono a dire e noi ne prendiamo atto. Ancora calcio, tutti i risultati in eccellenza, promozione e prima categoria nel servizio di Carmelo Lentini. Per quanto riguarda gli altri risultati d'eccellenza, perdono terreno tutte le dirette inseguitrici, ne approfitta il capolista Dattilo, che allunga in classifica portando il vantaggio a ben 8 punti dall'Akragas. E questo è il responso di questa 12ª giornata di eccellenza Girone A, che ha registrato la sconfitta interna del Canicattì ad opera di un tonico e spumeggiante Sangataldese che si impone per 0-4 sul neutro di Ravanusa. E coincide anche con la battuta d'arresto del Geraci sul campo del Dattilo, che segna la rete della vittoria con il bomber testa. Bene anche la Profavara, che supera il Monreale 2-1 con reti di Medaglia e Fallea.
torna a vincere lo Sporting Pallone grazie al gol di Messina, mentre in promozione il Casteltermine non si ferma più, infatti passa a Palma di Montechiaro e mantiene la vetta della classifica. La squadra del tecnico Pino Labianca ha firmato la vittoria grazie ai gol di Stefano Piazza e di Silla. Rispondono a distanza sia l'Unitas Sciacca che la Folgore, entrambe vittoriose e che mantengono il distacco dal fuggitivo Casteltermine. Buon pare dell'Empedoclina San Vito Lo Capo, mentre continua il calvario in casa Camarat, che soccombe in casa con il Bagheria. In prima categoria concludiamo pronto riscatto dell'Atletico Favara, che espugna il rettangolo di gioco di Barrafranca con il più classico dei risultati. Vittoria esterna del capolista Atletico Gorgonia con il Villarosa, mentre perde il Gemini a San Cataldo con il Master Pro. Netta sconfitta del Ravanusa sul campo di Caltanissetta per 6-3, mentre continua il momento positivo per Raffadali, che supera senza affanno il Sant'Anna con ben 6 reti. Infine la Libertas non va oltre il pari per 1-1 con la Gira dinanzi al pubblico amico. Basket, la Fortitudo Agrigento brinda il ritorno al Pala Moncada con una vittoria. I biancazzurri battono Rieti con il punteggio di 92-81. Vediamo. È stata una partita che Agrigento ha dominato per 40 minuti, quindi complimenti a loro. Ci hanno portato sul terreno che volevano loro, hanno giocato la partita che loro volevano e noi non siamo stati mai bravi a rigirarla e a portarla sui binari a noi più consoni. È stata una partita estremamente fisica in cui ci siamo adeguati molto tardi al metro arbitrale e così alla durezza dei contatti, per cui quando siamo usciti dal campo nel secondo quarto con 6 falli commessi è chiaro che questo già dava un po' l'idea, il segnale che a livello di energia stavamo subendo. E poi in tutti i momenti in cui abbiamo pensato di poterci riavvicinare nel secondo tempo abbiamo commesso sistematicamente qualche errore nei secondi finali dell'azione, errori di concetto, lasciando i loro tiratori aperti, loro poi bravi a far canestro, e quindi direi che è una partita che al di là dell'illusorio credo 20-7 iniziale, che personalmente non mi aveva minimamente scalfito, perché mi era chiarissimo che la partita stesse comunque andando dalla loro parte anche su quel 20-7, per cui quello è stato un vantaggio illusorio che magari però poteva darci la forza per cominciare a fare le cose che dobbiamo fare in campo. È chiaro che venendo qui a Agrigento, subendo 92 punti, penso che sia alquanto difficile, accettando questo tipo di partita, questo tipo di ritmi, venirne a capo. Quindi complimenti a Agrigento che ha così fatto una partita molto intensa, molto solida per quello che era stato chiaramente, diciamo, preparato, e noi dobbiamo tornare a casa con una sconfitta che magari ci potrà far bene nel maturare, nel capire come vanno affrontate certi tipi di partite. Una partita difficilissima per tanti motivi, fisicamente, tecnicamente, emotivamente, aggravata dal fatto che loro sono partiti molto bene e noi siamo partiti un pochettino contratti, ma neanche partiti male, perché poi il punteggio non sempre dice che tipo di difficoltà una squadra può avere, perché avevamo fatto anche 2 buone conclusioni sbagliate, loro hanno fatto un paio di buoni canestri e alla fine la realtà è che non c'era così tanta differenza tra noi e loro, però il punteggio diceva il contrario e quindi poi diventa difficile, anche perché questa è una squadra che sa giocare a pallacanestro, che aveva dei target ben precisi, che è venuta con un'idea di fare un certo tipo di partita, hanno provato a seguire il loro piano partita e di conseguenza devo dire che la reazione che ha avuto la squadra nel non mollare, ma questo è scontato giocando in casa, e ho detto scontato, quindi è necessario che una squadra che gioca in casa come la nostra debba reagire, ok? Poi gli stop difensivi del secondo quarto, dove abbiamo subito 13 punti, chiaramente ci hanno dato molta fiducia. Ci hanno dato molta fiducia nel senso, ci hanno detto siamo nella partita e possiamo anche provare a controllarla non nel senso del punteggio, ma a giocare la nostra partita che volevamo, sia offensivamente che difensivamente. Viviamo comunque sempre per DNA nostro
di up and down che però, chiarisco, sono dati anche dalla forza degli avversari, come in questo caso. Abbiamo avuto dei momenti di poca lucidità, loro anche delle strisce offensive importanti che hanno riavvicinato la partita. Lì è stato il momento della verità, nel senso che quando tu arrivi a più 15, più 16, non so nemmeno qual è stato il nostro massimo vantaggio, e poi gli avversari hanno palla in mano -6, lì veramente si vede un pochettino di che pasta il gruppo è fatto. Il gruppo è stato solido, al di là delle giocate tecniche in sé, è stato solido perché ha giocato come una squadra che voleva vincere una partita punto a punto, indipendentemente che fosse stata avanti di molto, cioè non si è fatta prendere dall'ansia, o meglio in pochi passaggi, però ha sempre saputo poi rimettersi un po' in linea con quelle che erano le nostre intenzioni. Quindi devo fare i complimenti ai ragazzi. Ho avuto risposta praticamente da tutti i giocatori che sono andati in campo, risposte vere, positive, concrete, non nei 2 minuti in cui erano chiamati in causa, ma in minutaggi anche prolungati, e questo mi fa ben sperare per il futuro, che in questo caso non è il futuro prossimo, cioè non è giovedì a Treviglio, domenica a Napoli, perché sono comunque 2 partite ravvicinate, difficilissime contro 2 squadre che in casa sono comunque molto forti. Staremo ancora via tutta la settimana e non è semplice per tantissimi motivi, però per il futuro questo tipo di reazione, questo tipo di gestione sia nervosa che tecnica mi fa ben sperare, che vuol dire che il gruppo sta cominciando a crescere in tutti i suoi effettivi, ed era un pochettino il limite che potevamo avere all'inizio dell'anno. Volley B1 femminile, primo stop stagionale per la SEAP dall'Icardillo Aragona dopo 5 vittorie, le biancazzurre di Luca Secchi travolte dall'Arzano. Vediamo. Coach Luca Secchi, quanto brucia, quanto fa male questa sconfitta, la prima in campionato netta della SEAP dell'Icardillo Aragona? Guarda, voglio prendere il bicchiere mezzo pieno e dirti meglio adesso. Meglio adesso perché secondo me ci sono tanti spunti di riflessione da fare su una partita come questa. Primo, per un discorso di mentalità generale. Mi sono un po' stufato di sentire che ci sono campi facili. No, non è così. Non esistono campi facili in questo campionato, non esistono squadre facili, e quindi noi dobbiamo fare un bel bagno di umiltà e di attenzione da questo punto di vista, e dopo convivere anche col fatto che siamo una squadra molto forte in questa categoria, perciò pensare di lottare per la vittoria è il nostro obiettivo, e nel cercare di lottare per questo risultato qui dobbiamo essere anche in grado di saper sopportare qualche pressione, soprattutto quando in campo le cose come oggi non funzionano in alcuni fondamentali come invece sono andati solitamente. Mi dispiace che in una gara in cui magari la ricezione non è andata benissimo, soprattutto nei primi 2 set, siamo invece mancati nei fondamentali un po' più di volontà e di attenzione, cioè in difesa e in copertura d'attacco. Questo oggettivamente mi dispiace molto, però ti ripeto, meglio adesso, meglio prendere coscienza adesso che non abbiamo margini di disattenzione, a maggior ragione quando vieni in campi come questo e giochi contro squadre sempre vogliose di fare il risultato contro di noi. Tanti applausi ad Arzano, che ha fatto una partita spinta, coraggiosa in tutti i fondamentali, hanno tirato la battuta, hanno tirato l'attacco, sono state molto attente, molto concentrate e hanno oggettivamente meritato la vittoria. Adesso vedremo comunque insieme al mister, riguardando la partita, sicuramente il perché. È palese il fatto che comunque loro abbiano giocato una ottima partita, noi abbiamo giocato ovviamente, come si è visto, al di sotto delle nostre potenzialità, abbiamo ricevuto molto male, cosa che non era mai capitata durante le altre partite. Il discorso del pallone non è un alibi, non lo voglio neanche nominare, il fatto che abbiamo giocato con un pallone diverso dal solito. Quando ci sono queste difficoltà deve venire fuori un po' di carattere, deve venire fuori un po' di testa in più, che non c'è stata, quindi al di là della ricezione poi abbiamo costruito male anche come col secondo tocco, e in attacco siamo state più fallose del solito. Diciamo un po' tutto non è andato.
ci sta, nel senso che comunque prima o poi doveva capitare. Sinceramente credo che ci farà solo che bene, perché quando ti abitui a vincere sempre a punteggio pieno, ti dimentichi un po' l'umiltà. E noi secondo me dobbiamo tornare a lavorare con più umili di prima, non che non fossimo umili, però con più attenzione, perché questo campionato è duro e se dobbiamo vincere non ce lo regalerà nessuno, quindi complimenti a loro perché hanno fatto un'ottima partita, però dalla settimana prossima sicuramente dobbiamo entrare in campo già in allenamento con un'altra testa. Beh, guarda, c'è poco da analizzare perché si è vista oggi una Seap dall'Icardillo con la testa ancora ad Aragona, ad Agrigento, quindi è inutile piangere sul latte versato, una squadra che non ha dimostrato stasera carattere, fisicamente l'ho vista a terra senza mordente, quindi 4 ragazzine che hanno dato lezione a quelle che si sentono senatrici. Se vogliono vincere il campionato questo è un campanello d'allarme per tutti noi, quindi facciamo tesoro di questa sconfitta, sicuramente qualcosa cambierà in settimana perché così come sono impostati determinati ritmi di lavoro a me non mi vanno, ne parlerò con l'allenatore, ne parlerò con il capitano. Sicuramente fa male, brucia perché viene dopo una serie di risultati positivi. Oggi ho visto una squadra spenta, proprio senza mordente, e quindi merito all'Arzano che ci hanno messo alle corde. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.